Nel distretto di Vicenza scopri Fondazione ITS Cosmo. La Fashion Academy ITS Cosmo nasce nel 2011 per formare i tecnici del settore moda del domani. Ad oggi un ITS con 12 sedi in 2 regioni diverse. Nel distretto di Vicenza l'Academy lavora a stretto contatto con le aziende e il territorio per garantire una formazione che rappresenti lo stato dell'arte di settore e risponda alle reali esigenze del mercato del lavoro. I corsi hanno durata biennale, 2000 ore di corso, di cui 800 trascorse in stage in azienda. Tra i nostri docenti prof universitari, ma soprattutto professionisti che portano la vita aziendale tra i banchi di scuola. Per accedere ai corsi di ITS Cosmo è necessario iscriversi su www.itscosmo.it per partecipare alla selezione. Ogni corso accoglie un massimo di 25 studenti per garantire la più alta qualità didattica. La partecipazione al corso è alla portata di tutti. I corsi sono infatti finanziati dall'Unione Europea e dalla Regione Veneto. A Vicenza, nel cuore del distretto Orafo, la Fashion Academy ITS Cosmo presenta 2 corsi per il settore del gioiello. Un corso nasce dalla più alta tradizione orafa, che equilibra l'alto artigianato grazie allo studio della tecnica e lo sviluppo della creatività. Si tratta del corso ITS Fashion Jewelry Coordinator. Il tecnico orafo ha conoscenze e competenze nelle attività che caratterizzano la filiera produttiva orafa, tali da garantire una visione ampia ed aggregata nei processi produttivi. Dal design del gioiello alla sua prototipazione anche con strumenti informatici fino alla produzione. Il tecnico orafo digitale, invece, è la figura di riferimento nel settore dell'oro, che deve coniugare sapere manuale e tecnologie di ultimissima generazione. Opera in contesto di alto sviluppo digitale e multimediale, il presupposto necessario per poter operare all'interno di mercati moderni e competitivi. Questa figura professionale può trovare impiego in più ambiti della filiera. Potrà lavorare a fianco di uno stilista, affiancare un maestro artigiano, oppure progettare un nuovo prodotto in una grande azienda o ancora diventare libero professionista. Il tecnico digitale è una figura adatta a settori artigianali e industriali, della moda e dell'accessoristica e della meccanica.